Bolzano Vicentino, arriva la polizia locale e agenti dell'ufficio immigrazione e loro cercano di fuggire dal retro dello stabile. È accaduto in via Ponte ai primi di maggio quando le forze dell'ordine sono arrivate per un nuovo controllo a quell'appartamento con annessa sartoria dove già ad aprile era stata identificata una 51enne cinese sprovvista di qualsivoglia documento di identificazione e permesso di soggiorno. Tornati sul luogo un mese dopo per verificare l'idoneità dei locali e l'effettiva consistenza del nucleo residente, 3 cinesi hanno cercato di sfuggire al controllo scappando dal retro e nascondendosi in un fossato, ma sono stati individuati e riportati in casa. Dai riscontri, i 3 sarebbero in Italia dal 2002-2003 illegalmente, senza un'apparente fonte di reddito e una dimora fissa. 2, un 45enne e un 50enne cinesi, sono stati espulsi dal paese. Al 49enne proprietario dell'immobile è stato contestato anche il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, oltre ad altre violazioni amministrative.